Presentato il progetto della nuova stazione di Mestre, costerà 100 milioni di euro, cambia anche la fisionomia dell'area con un nuovo commissariato e 4 grattacieli, di cui 2 a Marghera. Presentata la nuova stagione crocieristica, si parte il 24 marzo, previsti 540.000 passeggeri in aumento rispetto all'anno scorso, ed agosto sarà operativo anche il terminal di Fusina. Concessioni delle spiagge, vincono i nuovi, i richiedenti non si escludono contestazioni e ricorsi al TAR, nessun investitore straniero, la concorrenza è stata tutta locale. Nell'ottobre scorso per vendetta bruciarono un'auto in un parcheggio di Noventa di Piave, peraltro sbagliando macchina. Ora i carabinieri hanno denunciato i responsabili, sono 2 giovani del posto. Sono passati 45 anni dall'omicidio di Lino Sabatino, ucciso nel suo negozio di Santa Maria di Sala da un commando terrorista. 45 anni in cui il figlio Adriano non ha mai smesso di chiedere giustizia. In molti lavori artigianali si può entrare in contatto con sostanze chimiche dannose per la salute. Il Comitato Bilaterale per la Sicurezza di Venezia sarà diffuso tra i lavoratori. I Pooh suoneranno in concerto in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio. Dopo Laura Pausini e Zucchero, anche per questo 2024 Piazza San Marco tornerà a ospitare i grandi big della musica. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli in apertura. Sono 100 i milioni di euro previsti per dare un nuovo volto alla stazione dei treni di Mestre, avvio dei cantieri previsto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Ecco il volto della nuova stazione di Mestre nella sintesi delle immagini del nuovo progetto da 100 milioni di euro per i previsti 5 anni di lavori, con l'avvio dei cantieri previsti tra fine 2024 e inizio 2025, così da Ferrovie Italiane. Abbiamo la gara per i lavori che bandiremo per marzo, a settembre aggiudicheremo le prestazioni, subito la progettazione e subito dopo l'avvio del cantiere, che contiamo di far partire a ridosso dell'avvio dell'anno nuovo. La presentazione con tanto di plastico, con la previsione di un aumento del più 35% di passeggeri entro il 2030 rispetto agli attuali 15 milioni l'anno per i 600 convogli al giorno, dati per i quali la stazione di Mestre si pone tra le prime 10 grandi stazioni d'Italia. Tante le novità che trasformeranno lo scalo ferroviario mestrino in un nuovo hub di riconnessione urbana che unirà Mestre a Marghera con un doppio accesso. Attraverso delle opere che garantiscono la connessione fra le due parti oggi separate dalla ferrovia, parliamo di Mestre e di Marghera, quindi un'opera di scavalco, la completa sostituzione anche del fabbricato viaggiatori, cioè il fabbricato di stazioni. L'attuale fabbricato sarà sostituito da uno più nuovo e moderno, previsto l'innalzamento del marciapiede del binario d'altezza 55 cm, quindi piste ciclabili pedonali sopraelevate con tanto di passeggiata boulevard tra il verde, una terrazza panoramica e un centro commerciale, il tutto attraverso un design privo di barriere architettoniche, garantisce Ferrovie Italiane. Quando ci sono cantieri ovviamente si possono sempre essere disagi, l'attenzione è minimizzare questo e ovviamente faremo di tutto per consentire che tutta questa fase di lavorazione importante veda la minimizzazione dei problemi. Il progetto per la nuova stazione ha riscosso un grande applauso sia del Presidente della Regione Luca Zaia che del Sindaco Luigi Brugnaro. Voglio dedicarlo a mia mamma sta cosa, perché a quel tempo mia mamma mi vedeva disegnare questi progetti su un tavolo di formica. La dedica della nuova stazione di Mestre di Brugnaro a mamma Maria era sempre con me quando da studente IUAV me l'ero immaginata esattamente così nella mia tesi di laurea, racconta. La teoria che ho sostenuto alla mia tesi era che dovevamo fare una stazione sopra, cioè una stazione ponte che unisse due parti. Ho dovuto diventare sindaco, avevo 20 anni. A 63 anni per vedere oggi che la facciamo. Nuova stazione di Mestre, il cui progetto si inserisce nel più ampio piano di collegamento con l'aeroporto di Tessera, anche in vista delle Olimpiadi, spiega Zaia. Ulteriore investimento che va nella direzione di preparare questo territorio non solo a modernità, ma a quello che sarà il grande evento che sono le Olimpiadi, visto e considerato che la stazione di Mestre poi si aggiungerà a quello che sarà il collegamento con la stazione in aeroporto di Venezia. È stata presentata a Venezia la nuova stagione crocieristica, prenderà il via il 24 marzo e ci sarà un aumento, dicono, rispetto all'anno scorso dei passeggeri, più di 500.000.
Gli accosti che avremo nel 2024 saranno esattamente gli stessi del 2023. Abbiamo comunque un incremento del numero di passeggeri che salirà a 540.000, quindi un 9% in più rispetto all'anno scorso, e anche in termini di call, quindi di toccate, che saliranno a 246. I numeri della crocieristica a Venezia sono in crescita. La stagione si aprirà ufficialmente il 24 marzo e avrà tra i suoi appuntamenti più importanti l'entrata in funzione ad agosto del nuovo terminal di Fusina, 3.000 metri quadri di superficie per un investimento di 5 milioni di euro, in grado di assicurare la gestione contemporanea di 2 navi in modalità home port e la movimentazione di 400 passeggeri all'ora. Ma questo consentirà ovviamente di rendere più agevole, più efficace, soprattutto l'arrivo delle navi extra lusso qui a Venezia, che è un business che a noi interessa moltissimo proprio per qualificare anche maggiormente la nostra città. Fusina chiaramente è situata in una zona, è collocata in una zona chiaramente più vicina all'uscita della bocca di Malamocco. Crediamo che possa essere sicuramente un volano importante per contemperare queste esigenze sia del commerciale che del turistico. L'entrata in vigore del decreto Draghi, che ha tolto le grandi navi dal bacino di San Marco, fa sì che il 2021 venga indicato come l'anno zero, il momento nel quale il settore ha dovuto riorganizzarsi. Noi abbiamo come intercettato un andamento globale delle crociere, cioè un'attenzione più al green, quindi crociere più sostenibili, anche crociere in un certo senso più piccole, più sostenibili. Soprattutto abbiamo sostenuto il mercato dell'home port, ovvero i turisti che riescono a stare qua più giorni, riescono a visitare la città più giorni. L'obiettivo che ci siamo dati come amministrazione è quello di cercare di far vivere un'esperienza anche diversa di più giorni ai turisti. Parliamo di concessioni balneari perché vincono i nuovi richiedenti. Concluse le prime valutazioni delle istanze, sono stati comunicati i risultati dei primi percorsi di evidenza pubblica in concorrenza avviati a Jesolo e per i quali ora non si escludono contestazioni e ricorsi al TAR. Significa che i gestori uscenti sono stati superati nelle assegnazioni dei nuovi che si sono fatti avanti, ovvero dai grandi investitori. Vicenda complicata e delicata questa delle concessioni che sta generando grandi polemiche. Se per molto tempo il timore più diffuso era quello che le liberalizzazioni europee potessero far arrivare in città dei grandi gruppi internazionali, nella realtà la concorrenza è stata tutta locale, sebbene di imprenditori economicamente molto importanti. Noi ora passiamo alla cronaca. Nell'ottobre scorso in un parcheggio di Noventa di Piave, per vendicarsi di una persona con la quale c'era stata una lite per futili motivi, diedero fuoco a quella che pensavano fosse la sua auto, sbagliando però vettura e distruggendo la macchina di un'ignara donna identica per marca a quella del loro vero bersaglio. Ora i carabinieri hanno denunciato i responsabili e sono 2 giovani del posto. La perquisizione nelle loro abitazioni ha permesso di recuperare e sequestrare i giubbotti indossati dalla coppia durante la loro azione criminale e che erano stati visualizzati dalle telecamere di videosorveglianza. Raid da parte di ignoti all'ispettorato del lavoro di Via Piave a Mestre, vediamo. Incursione da parte di ignoti all'ispettorato del lavoro di Via Piave a Mestre con gravi danneggiamenti allo scasso della porta principale, quella di ingresso. Oggi operai ancora al lavoro per il suo ripristino. Il raid scoperto dai dipendenti martedì mattina prendendo servizio è avvenuto con molta probabilità nella notte tra lunedì e martedì scorso, appunto. Condanna verso gli ignoti malviventi da parte di tutte e 3 le sigle sindacali. CGIL, CISL e UIL assieme ai lavoratori sottolineano da anni un problema relativo alla sicurezza delle sedi territoriali dell'ispettorato, anche in relazione al fatto che questo genere di incursioni con scasso ai danni dello stesso ufficio siano avvenuti ben 4 volte in questi ultimi anni, problema per cui ora si temono nuovi raid nella stessa sede già presa di mira, cioè questa di Via Piave, zona purtroppo nota per problemi di sicurezza e per cui ora si chiede l'intervento anche del prefetto Darcopellos. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie perché sono passati 45 anni dall'omicidio di Lino Sabatino, ucciso nel suo negozio di Santa Maria di Sala da un commando terrorista. 45 anni in cui il figlio Adriano non ha mai smesso di chiedere giustizia. Il 16 febbraio alle 4:30 entrano due
due signori, uno con un impermeabile grigio, valigetta, chiedono e vogliono accertarsi se veramente era il Sabadì e hanno cominciato a sparare. Hanno sparato 8 colpi, l'hanno crivellato di colpi. Sono passati 45 anni, ma è come fosse successo ieri, una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Ospite di Sveglia Veneti, Adriano Sabadin ha ripercorso il dolore immenso dell'assassinio del padre Lino, ucciso nella sua macelleria a Santa Maria di Sala da un comando di terroristi per punirlo per aver reagito ad una precedente rapina. Riteniamo utile che sia molto valido che uno sconti la sua pena. Siamo riusciti ad portare, ad avere l'estradizione dei Battisti. Però ricordo benissimo a questa trasmissione, alla gente che mi guarda, che abbiamo ancora dei terroristi da portare a casa, rifugiati in Francia. Gli assassini di Lino Sabadin facevano parte del gruppo terroristico Proletari Armati per il Comunismo. Adriano non ha mai smesso di chiedere giustizia. Ad ascoltarlo in trasmissione Antonio Fogliadelli, già procuratore capo di Treviso. Quello che mi indigna ancora oggi, e su cui credo siamo tutti d'accordo, è sentir dire da una persona che ha ucciso volutamente a sangue freddo non una ma più persone che era una guerra giusta. Questo è addirittura scandaloso. E riteniamo utile che sia molto valido che uno sconti la sua pena. Non c'è percorso migliore. Non c'è perdono, altrimenti non riusciamo ad accettare. Un'auto contro un platano, incidente poco prima delle 22 di ieri in via Stradona a Santa Maria di Sala. 3 i feriti, tutti ventenni. Vigili del fuoco arrivati da Mira hanno messo in sicurezza l'Audi A3, mentre i 3 ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti in ospedale. 2 feriti lievi e un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E parliamo di malattie e lavoro. In molti lavori artigianali infatti si può entrare in contatto con sostanze chimiche molto dannose per la salute. Il Comitato Bilaterale per la Sicurezza di Venezia ha presentato per questo un opuscolo che in collaborazione con l'azienda sanitaria sarà diffuso tra tutti i lavoratori. Sono pericoli nascosti e spesso sottovalutati come l'esposizione ad agenti chimici in grado di provocare il cancro o una mutazione genetica o di aumentarne l'incidenza. Per questo il COBIS di Venezia, il Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza, assieme allo SPISA, all'Ulstres Serenissima e in collaborazione con l'università, vuole diffondere una maggiore consapevolezza della pericolosità degli agenti cancerogeni e mutageni. 2 guide, una rivolta ai tecnici, agli RLST che poi fanno consulenza all'interno dell'azienda, e un decalogo rivolto ai lavoratori, sempre con l'intento di far conoscere, di informare, perché il problema è un problema legato alla sicurezza ma è anche un problema legato alla salute. Bisogna sfatare subito un'equazione facile che però induce in gravi errori. Naturale non significa non pericoloso e piccolo non significa per forza che non vi siano determinati agenti all'interno di un determinato contesto. Molti possono essere purtroppo anche gli agenti cancerogeni di carattere naturale presenti nelle aziende artigiane. Non è necessario lavorare in un'azienda chimica. Il pericolo si annida, ad esempio, nelle polveri dei legni duri, nella silice cristallina che si disperde quando si tagliano materiali come il porfido, il granito o un quarzo, nella benzina per autotrazione, nei fumi di alcune tipologie di saldature, nelle emissioni dei motori diesel, negli oli che hanno subito stress termici. Il manuale è stato pensato per informare i lavoratori di quello che possono essere i pericoli. I pericoli che magari fino a ieri non si sapevano, si sono scoperti e bisogna anche comunicarlo alla gente quando si può essere in difficoltà e in pericolo. Ora la politica regionale anche in vista appunto delle europee e oggi a Focus TG lo sfogo di Roberto Marcato anche dopo le parole del vice segretario regionale Barbisan 2 sere fa. Ring basta, ha detto Marcato, non mi candido alle europee, il partito è stato molto chiaro. Sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello, che tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega,
E così parlando mi ha detto, ma insomma, che idea hai, no? Cosa vuoi fare da grande? Ho detto, guarda, non lo so perché non capisco. E lui mi ha detto, scusami, cioè, sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega che ha fatto 1/3 della lista Zaia. Hai dato la vita a questo partito. Di fronte a questo, insomma, cioè, stanno qua a vedere se, ma mandali a... A Roberto Marcato non serve finire la frase per farsi intendere. Ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, il bulldog del Carroccio riporta un aneddoto privato dall'indubbia valenza politica nel momento in cui i partiti stanno decidendo la strategia in vista delle europee. Una settimana fa, sempre dai nostri studi, l'amministratore più votato della Lega, Zaia escluso, aveva rivelato di non aver ricevuto alcuna chiamata dai vertici regionali, silenzio proseguito anche negli ultimi 7 giorni. Un chiaro segno di disinteresse vissuto con amarezza e stupore. Ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore? Cioè, il mio valore è stato certificato dall'affetto dei veneti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Devo stare qua a telefonare per dire scusa partito, mi vuoi bene, ti piaccio? Secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto, secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente? Devo cambiarmi il taglio dei capelli? Cosa devo fare? Questa frase che viene da mio fratello per me è stata per cui basta, amen, insomma dai. Ma lo sfogo raggiunge il clou dopo aver sentito le parole del vice segretario leghista Riccardo Barbisan, ospite lunedì sera a Ring. Sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata. Siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu. Per l'Europeo basta, cioè, vuol dire, il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso il vice segretario, principi, principini. Abbiamo rispetto delle persone. Allora, basta, adesso chiuso, non è che stiamo qua. Ecco perché Barbisan incarna il ruolo di vice segretario. Parla per il partito. Partito che però Marcato dice di non voler lasciare. La Lega resta la mia casa, dice a Baccialli, chiudendo però con una stoccata. Ma guardi, sono molto sereno. Quando hai il consenso dalla tua parte, non devi preoccuparti, insomma, ecco. Si deve preoccupare chi il consenso non ce l'ha. La musica adesso, perché i Pooh tornano in concerto in piazza San Marco, questa volta a Venezia il 5 e il 6 luglio. Un grande evento musicale con un viaggio nel tempo e nelle emozioni che questa storica band ci farà vivere. Così oggi il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro. Dopo Laura Pausini con le 3 date dell'anno scorso e prima Zucchero, anche per questo 2024 piazza San Marco tornerà a ospitare i grandi big della musica, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Rec Anziana e Riccardo Fogli, che proseguiranno il loro tour in Veneto nelle altre 2 tappe di luglio, di Villafranca il 12 e poi a Marostica il 15 luglio. E per questa edizione è tutto. Ora al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. L'alta pressione è protagonista e regala ancora tempo stabile e mite. Il dettaglio di giovedì 15 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, specie sui rilievi, sulle zone pianeggianti. Al mattino sarà la nebbia ad impedire al sole di splendere. A seguire invece maggiori rasserenamenti. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 11 e 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo poco nuvoloso. Nelle ore notturne saranno possibili delle foschie o locali nebbie sulle zone di laguna e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà abbastanza soleggiato ma con nubi alte innocue in transito. Temperature minime sui 2 gradi, massime intorno ai 16. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.